Donati dalla Guardia di Finanza di Agrigento numerosi capi d'abbigliamento alla Caritas diocesana, una vera e propria azione alla Robin Hood con l'intento di dare concretamente una mano a chi è più sfortunato e più di altri subisce la grave crisi che stiamo attraversando. I capi in questione fanno parte di uno stock di abiti e accessori sequestrati dalle Fiamme Gialle in diverse operazioni di contrasto al fenomeno alle false griffe. Infatti gli abiti riportano marchi contraffatti di prestigiose firme della moda italiana ed estera, quelle Armani, Roberto Cavalli, Dolce Gabbana, Lacoste e Barberi, ed erano dunque destinati alla distruzione. L'iniziativa, che ha ricevuto il plauso della Curia Vescovile con in testa l'arcivescovo Montenegro, è stata resa possibile grazie alle necessarie autorizzazioni da parte del Tribunale di Agrigento. Sarà ora la Caritas di Agrigento a provvedere alla distribuzione dei capi ai più bisognosi, un segnale forte e chiaro anche per affermare i principi di libertà economica. È noto infatti che la vendita di merce contraffatta produce un'alterazione del mercato regolare e causa ingenti perdite a carico di chi disegna, produce o vende i prodotti originali. Inoltre, per non recare un danno all'immagine delle case di moda coinvolte, dai capi sono stati asportati o resi riconoscibili i marchi falsificati, un'accortezza che di certo non dispiacerà alla povera gente che spesso un lavoro non ce l'ha e di sicuro è poco marginalmente interessato al mondo delle passerelle. Un'azione di solidarietà e di generosità, quella della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha dei precedenti. Non ultimo il caso della Guardia Costiera di Porto Empedocle, che ha donato alla Mensa della Solidarietà centinaia di chili di pesce sequestrati ai pescatori di frodo.